La provincia di Agrigento è quella con una percentuale più alta di abitazioni inutilizzate, il 48%, ovvero 159.000 delle 331.000 registrate. Secondo l'ultimo censimento Istat, nell'isola si contano 1.157.000 abitazioni inutilizzate, il 36% del totale, con alcuni comuni delle aree interne che superano addirittura il 70%. Gli immobili non utilizzati in Sicilia sono un vero e proprio allarme, secondo il SUNIA, sindacato degli inquilini. I numeri sono ancora lontani da quelli di città come Milano, Roma o Bologna, dove l'aumento dei prezzi è paradossalmente considerato un dato positivo da classifiche come quelle della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore, tanto da avere sollevato in questi giorni le proteste degli studenti universitari. E poi aggiunge il SUNIA che, oltre ad una condizione socio-economica generalmente peggiore, l'aumento degli affitti in Sicilia si sposa con gli aumenti record dell'inflazione che hanno visto nell'ultimo anno molte città isolane tra le più care d'Italia. Insomma, l'ennesima beffa per il popolo siciliano, una situazione anomala anche sotto il profilo dei B&B, per i quali il SUNIA stima ne siano registrati appena la metà di quelli che svolgono attività e che per questo da tempo chiede alla Regione che venga attivato il codice identificativo regionale delle strutture ricettive, senza però ricevere alcuna risposta.